Siamo alle solite con il calcio di casa nostra, quello biancazzurro si intende. Questa mattina un comunicato del presidente Giuseppe Deni anticipa a Ciel Sereno di aver deciso di essersi dimesso. Le motivazioni sono sempre le stesse e con la stessa motivazione di sempre, per la totale assenza e indifferenza dell'amministrazione comunale di Agrigento nei riguardi della società e nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Così recita il comunicato divulgato agli organi di stampa. I motivi, cosa strana, verranno svelati in conferenza stampa che lo stesso Deni terrà lontano da Agrigento e più esattamente ad Imola, ma già attraverso i comunicati che vengono divulgati già se ne conoscono i motivi. Il presidente Deni ha già parlato con lo staff tecnico e calciatori e garantendo loro l'impegno economico sino alla fine del campionato. Ma con quale umore scenderà in campo la squadra? Siamo all'inizio di una nuova crisi che porterà al tracollo calcistico dopo un girone di andata magnifico e alla recente finale di Coppa Italia conquistata. Agrigento calcistica trema e vede all'orizzonte lo sfaldamento del calcio nostrano.